Innanzitutto chiariamo cos'è questo evento oggi che ha una veste istituzionale. Assolutamente sì, questo è un evento, è un saluto che il sindaco viene a fare qui presso la nostra sede per ringraziare e penso anche per conoscere tutte quelle che sono le differenze all'interno della nostra attività professionale. Ricordo che molti sono i professionisti impegnati sul territorio, dalle farmacie ospedaliere, i distretti, le aziende ASL, per le quali voglio dire c'è un grande lavoro e che tante volte non viene riconosciuto. Questo è penso il motivo principale di questa visita, cioè che il sindaco venga a conoscere quella che è veramente la nostra realtà e il nostro lavorare sul territorio. Tra l'altro il ruolo del farmacista era dato quasi per scontato prima di questa pandemia. Durante la pandemia si è capito quanto importante sia un presidio sanitario di questo tipo sul territorio. Guarda, se parliamo di farmacia assolutamente sì, però in questo caso vorrei parlare di tutto quello che è il contorno. Prendo ad esempio, ma non voglio fare un torto agli altri, le farmacie ospedaliere. Le farmacie ospedaliere lavorano incessantemente per poter dare il farmaco all'interno degli ospedali. Oggi la pandemia li ha messi a dura prova anche loro. Le organizzazioni a livello regionale, l'organizzazione a livello di settore farmaceutico, cioè è un lavoro ovviamente continuo ed è un lavoro che sostanzialmente certifica quello che è poi la nostra professione. Dal punto di vista delle farmacie ovviamente siamo il front office e quindi abbiamo il contatto diretto con il cittadino, però questo servizio del cittadino arriva da una filiera e questa filiera molto probabilmente oggi vogliamo esprimerla al sindaco.